Vediamo bambini, famiglie, insomma tutte le età. La manifestazione cerca proprio di attirare le famiglie e le persone di ogni età, insomma, anche perché lo scopo è quello di promuovere la donazione di sangue in primis e la salute di tutti, quindi anche la FIAB che collabora con noi organizza delle attività per promuovere la bicicletta come strumento per la salute. Giulia, arrivi da Sestri. Sì, sono dell'Avis di Sestri Levante, veniamo qui, partecipiamo a una bella esperienza comunque. Sei donatore da quando? Più o meno da 2 anni, 2 giorni dopo che ero maggiorenne sono venuto a donare, ho 9 donazioni. Come hai scoperto l'Avis? Qual è stata la molla che ti ha fatto donare il sangue? Un po' perché i miei ci sono da sempre lì nel giro e quindi sono venuto. Anche i medici in campo. Certo, direi in pista perché bisogna difendere l'ambiente, oggettivamente fa bene a tutti, è piacevole questa bella iniziativa di FIAB, dei ciclisti del Tigullio, secondo me è importantissimo sostenerla e dobbiamo difendere gli spazi poco aggressivi e molto sani come quello del pedone, del ciclista, di chi in realtà anche disabile ha bisogno di spazi, ha bisogno di circolare. Ecco, io penso che sia un'occasione buona per risostenere, pensare e sperare che l'anno prossimo tutto questo possa essere molto più consolidato. Questa è la speranza che auguro appunto ai miei amici e compagni di pedalata.